Sebbene il manto bianco dei mandorli fioriti abbia già ricoperto la Valle dei Templi, è ancora silenzio assoluto sulla 67esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore e sul 57esimo Festival internazionale del folklore. A poco più di un mese dalla data di inizio della Kermesse, tanto attesa ed amata dagli agrigentini e non solo, da parte del comune, ente preposto all'organizzazione della manifestazione, in programma dalla prima alla seconda domenica di febbraio, non trapela nulla e l'incertezza ed il silenzio assoluto regnano sovrani. Il problema è solamente di ordine finanziario. Per quella che è la situazione finanziaria del Comune di Agrigento, io non mi azzarderei neanche per un attimo di mettere fondi comunali per organizzare l'evento. Comprendo le ragioni di ordine economico che oggi vive il Paese, che vive la regione siciliana, ancora non ha approvato, diciamo, il bilancio di previsione dove è contenuto il finanziamento per la Sagra del Mandorlo in Fiore. Inoltre noi l'anno scorso siamo riusciti a realizzarlo grazie alla convenzione che abbiamo fatto con l'ente Parco Valle dei Templi, con la quale abbiamo utilizzato parte del 30% dei fondi appunto dello sbigliettamento, non utilizzando un euro del bilancio comunale. Ma intanto il carrozzone organizzativo ha già mosso i primi passi, come afferma Enzo Bellavia, uno dei partner organizzativi della scorsa edizione. Siamo già al lavoro da diverso tempo, ognuno per la propria parte. I gruppi folcloristici sono da tempo stati contattati ed invitati ed alcuni hanno già dato conferma di partecipazione. Bellavia ha anche proposto al sindaco Zambuto la direzione artistica della Sagra a Davide Zard, già organizzatore della manifestazione qualche anno fa, che sarà presente ad Agrigento in occasione del musical Notre Dame de Paris in programma al Pala Bellavia dal 24 al 26 febbraio prossimo. Allo stesso tempo Zard intende promuovere un laboratorio artistico alla ricerca di nuovi talenti per realizzare il prossimo musical. Dunque anche quest'anno si registrano ritardi nell'organizzazione della manifestazione. I buoni propositi annunciati lo scorso anno per una programmazione adeguata sono rimasti tali. Oggi la Sagra è più un evento di spettacolo interno alla realtà agrigentina e siciliana e non un fatto turistico proiettato all'esterno. La macchina pubblicitaria, l'organizzazione degli eventi collaterali e quant'altro sono lasciati in balia delle beghe amministrative, burocratiche e politiche, soffocando la vera natura dell'evento che dovrebbe richiamare migliaia e migliaia di turisti, realizzando una sana boccata di ossigeno per l'economia del nostro territorio.